Allora, chi diceva sa mamma su babbo, che fu data a uomini e non diceva su babbo e sa mamma. E faccia di accropos, Tocca domandare adesso per me, sì, sì. Così con gli pure tocca domandare. E beh, così con gli in via giusto, sì, di pianta sposai e duscienta e pianta unioso la famiglia dell'uno e dell'altro. Ascolti, e invece in festa, sa come ti vianta prima? Sa ricorda da tantissimo di questa festa a manna? Santa Maria, sì, non è che sia da diversa meta, però Narante tu scoggio? il scoggio di Santa Maria, sì, e preghiera a meta tutto un saggio e da sascia. Qualcuno sa ricorda di questa preghiera? No, non me la ricordo. E te varianta con Santa Maria? E con Santa Maria ci via San Rosario, non fetti in Santa Maria, non riuscivo che trovare Sant'Ancora, ma vicino. Quindi in Biciano si varia da solo. E in ogni vicino si riunivano tutto e cantando sul Rosario, su notti. Sa di Santa Maria No, scelti? no, dal 13 luglio al 13... Agosto. No, sì, al 13 agosto, che era l'antivigilia di Santa Maria. Sì, Un mese preghiera, sì. sì, sì. E per quest'altro santo sono tantissimo. Ci via Santo Nicolao, che chi è suo patrono, e poi diventa bella festa, ma non riuscivo, quindi va, Santa che non li va, Santa Deo, Rosa, cresi a manna, anda a noi a Santa Maria, su domenica e basta. Sì. E altra festa pure ci viene da Sant'Antonio e basta da anche. Passa a Sant'Antonio e ci via da Mendita nostra, dove festeggianta su proprio, dove diventa processioni, Santo Pedro, e, insomma ci andiamo a Santo Iroci. Ci domando un'altra cosa ancora. Quando invece veniva da una femmina per dire su popito, toccava Sinchiudata. come ti viene prima? Insomma, adesso ora si può dire cantanta, attittanta, infatti narrava attittai e a cantare, insomma, di noi tutti questi doni che di mia sta, che è per esempio una che si morridi, e sarà dinaranta tutti i doni che di mia e porta a me da dinarante i doni. Una specie di ricordo, preghiera. Sì. E quindi si bestianta di niente? No, qui a Agostini mai, noi siamo state sempre, quando si vestiva di nero era per la famiglia, per i familiari solo, sì. Quindi la moglie che perdeva la vedova però si doveva vestire di nero? Beh, sì, e i figli e le sorelle, allora il lutto si rispettava. rispettava. Per quanto tempo? Oggi no, e s'era il babbo, erano 2 anni. 2 anni vestiti in neri? Sì, 1 anno e mezzo lutto dicevano, mettevano magari il fazzoletto, perché allora si usciva col fazzoletto in testa, mettevano magari il fazzoletto e si usciva. Sì. E coprivano anche i mobili di nero? Sì, il giorno sì, il mo però stavo manco due. No. E poi le mogli restavano con lutto a vita? O... Sì. E come? Mia mamma era vedova e quando è morta, quando tenia 92 anni, 42, era vedova 50 anni. Quindi una volta si rispettava per sempre? Sì.